Scusa, abbiate pazienza, aspetta, parte. Allora, il presidente Musumeci ad Augusta per l'ospedale Muscatello. Lei pubblicamente ha promesso che di qui a qualche giorno convocherà la commissione per sentire se ci sono problemi omissivi o commissivi riguardo alle deficienze del Muscatello. Vuole spiegarlo ai nostri ascoltatori? Intanto il presidente della commissione antimafia non promette, comunica. Io no, sai, in politica le promesse sono sempre di cattivo gusto. Il presidente della commissione antimafia ha ascoltato l'intervento del rappresentante del Tribunale per i diritti del malato e ha comunicato che mercoledì alla prima seduta utile affronterà il tema con la Commissione e programmerà una serie di interventi, di attività investigative di natura politico e amministrativa che dovranno consentirci nello spazio di breve tempo, mi auguro, di poter chiarire alcuni dei tanti aspetti oscuri che in questi 7 anni hanno accompagnato la decadenza e il calvario del Muscatello, invece di farlo diventare un polo d'eccellenza per le patologie oncologiche, come prevede la programmazione regionale, come prevedono 3 atti deliberativi del governo e come il buonsenso avrebbe suggerito. Bene, grazie allora. A lei, grazie. A lei, un abbraccio.